Perfetto, buonasera, ben ritrovati al nostro streaming con Massimo Fenu di KMG Italia e stasera farò, come dire, da anfitrione e intervisteremo Massimo, con cui ormai abbiamo una conoscenza che va avanti da almeno 10 anni, se non una quindicina, forse anche di più. Insomma, per tagliare subito la testa al toro, Massimo Fenu. Io Massimo l'ho conosciuto come istruttore di arti marziali, come insegnante e sicuramente quello che ha giocato, come dire, come rapporto non solo di allievo e studente, ma anche personale, il fatto che Massimo sia comunque una persona di grande cultura, è un autore, ha scritto diversi, lo dico io, ma se lo dico io è vero, altrimenti non lo direi. Massimo ha scritto diversi libri, sbaglio anche un romanzo potrebbe esserci. Ok, quindi ricordavo bene, esatto. Nel sito personale di Massimo, che si può seguire ad esempio andando su Instagram, ci sono poi tutta una serie di contenuti. Se non sbaglio c'è anche una preview in inglese del suo libro, Il piccolo manuale strategico di trainer di arti marziali, che Massimo mi aveva regalato diversi anni fa. E ho visto poi tutta una serie di contenuti interessantissimi, di corsi di autodifesa e senza dimenticare che Massimo opera come mental coach. Quindi Massimo, io, come dire, visto che già ci sono 5 persone che ci stanno guardando, io lascio la parola a te e ti chiedo in cosa consiste il tuo lavoro, in come operi e diciamo come le arti marziali, soprattutto questo penso che sia la cosa più interessante, come le arti marziali hanno influenzato il tuo approccio al mental coaching, che è buona parte, una buona fetta del tuo lavoro. Ok, ma io inizio col dire che le arti marziali sono la stragrande maggioranza della mia vita. Io ho iniziato a praticare 11 anni e mezzo, adesso ho 52 anni e devo essere sincero, non mi annoiano, anche perché è un panorama molto vasto, arti marziali, sport da combattimento e l'aspetto della difesa personale, che sono tre elementi che hanno degli aspetti in comune, ma che poi si diversificano per quello che è lo scopo. Lavorativamente parlando, io faccio parte di un pool di istruttori selezionati per la formazione all'interno della Kamaga Global, quindi io formo istruttori, li aggiorno, tengo anche seminari ovviamente in tutto il mondo. Quindi quest'anno ho smesso di insegnare nelle classi, anche se chiaramente mi riservo di fare diverse improvvisate nella classe del mio collega Emanuele Sanna, che saluto, che è veramente molto in gamba, e sono più che tranquillo di lasciare le classi a lui, perché a me insegnare piace molto, soprattutto insegnare ai principianti, è una cosa che adoro. L'aspetto delle arti marziali ha influenzato il mental coaching, e il mental coaching ha influenzato il modo in cui io insegno le arti marziali e la difesa personale. Le arti marziali perché semplicemente i vantaggi grossi uno li sente, soprattutto col passare degli anni della pratica, se fatta bene, li sente nell'aspetto mentale, in una maggiore tranquillità, in una maggiore reattività quando serve, nella capacità anche di, adesso uso una parola super abusata, nell'avere una certa resilienza, perché poi alla fine la vita è un viaggio meraviglioso e in certi casi è un vero e proprio combattimento. Si dice un'altra frase abusata è la vita è un'insegnante severa, prima chiede e poi ti fa la lezione, cioè prima ti dà lo sberlone e poi ti spiega come difenderti dallo sberlone, se sei abbastanza attento, se non ne arriva un altro. Giustissimo. E il coaching nelle arti marziali, perché il coaching è stato un po' una chiusura di un cerchio, perché io mi sono reso conto che le mie capacità, diciamo, didattiche non erano livellate a quelle dell'esperienza, cioè io sapevo fare delle cose, non capivo perché certi miei allievi, certi sì, altri no, altri andavano oltre, cioè avevano bisogno di meno, ma altri, cioè, letteralmente era come se io parlassi a un muro. Quindi là io mi sono chiesto, ma se sono sempre io che insegno, come mai certi ci mettono di più, certi di meno? E là chiaramente entra l'aspetto del riuscire a capire, entrare nella mente della persona e fornirgli quello che gli serve.
Poi il coaching e il mental coaching di per sé, applicato allo sport o applicato ad altri ambiti, hanno delle procedure che sono loro, ma che non si discostano molto da quelle dell'insegnamento sportivo, perché hanno dei cicli che sono più allungati, ma che vanno sempre con il concetto di qual è la situazione, dove vuoi arrivare, cosa progetti di fare per arrivare a questo punto. Questa è l'idea. Vedi se quello che stai progettando di fare funziona e quindi di nuovo quanto ti sei spostato, dove sei adesso e soprattutto cosa funziona per te e cosa non funziona e poi ti sposti del prossimo passo e così via. Questo tipo di percorso che uno immagina normalmente, io sono qua e vado qua e quindi con una linea in verità poi è proprio un percorso super tortuoso in cui si va indietro, si va in avanti, proprio in virtù del fatto che non sempre quello che noi immaginiamo funzioni poi funziona davvero. Ed ecco perché poi il percorso del coaching, così come il percorso delle arti marziali, è un percorso di autoscoperta. Non so, ti ho risposto? Anche troppo forse. Diciamo che Sì. è una risposta articolata. Indubbiamente è una problematica che va affrontata con una certa metodologia. Io ricordo questi discorsi in tempi non sospetti, proprio quando mi avevi spiegato il fatto che probabilmente eravamo ancora agli inizi di questo sviluppo, che alcuni studenti reagivano in maniera diversa. E questo sicuramente, come dire, è approcciabile da un punto di vista scientifico. Io l'ho vissuto operando come ho operato, quindi non solo nell'ambito delle arti marziali, perché anch'io mi sono trovato a dover insegnare quasi a volte forzatamente, ed è comunque una parte, diciamo, minoritaria di quello che faccio. Io insegno, se insegno, il poco che so di arti marziali occidentali, quindi per lo più arti marziali armate, e poi ho insegnato a bambini che andavano dai 3 ai 6 anni, sino ai 12, però in ambiti diversi, ad esempio all'interno del Museo di Cagliari, facendo degli workshop sulla preistoria, ho insegnato alle persone della terza età, quindi arrivavamo anche al maximum level di 99. Insomma, mi accorgo, sì, che alcune persone danno di più, altre, come dire, recepiscono in maniera diversa, e la capacità del buon insegnante è quella di sapersi adattare non solo banalmente all'interlocutore, quindi al bambino non gli vai a dire supercalifragilissimo, ma gli vai a dire un concetto spiegato con parole molto più semplici, più adatte al suo vocabolario. E questo io lo ricordo da te, da subito, nel cui, ad esempio, quando ti chiesi di insegnarmi un po' di grappling, ricordo molto bene la lezione per una persona che in realtà poi di grappling non ne aveva mai fatto. Quindi posso testimoniare la bravura, la competenza di Massimo come istruttore di arti marziali, e io come mental coach l'ho già sfruttato nella pre-live dell'altro giorno, in cui mi ha fatto esattamente questo discorso: dove sei, dove vuoi arrivare, che percorso, eccetera, eccetera, per quanto riguarda ad esempio il canale. Ed era un qualcosa che io onestamente non avevo pensato, pur sapendo che Massimo facesse il mental coach. Non ho mai pensato di dirgli: ah Massimo, ma mi aiuti? Questa è una cosa anche tipicamente, come dire, isolana, di non magari chiedere aiuto a persone che si conoscono, quando in realtà è una fortuna conoscerle, perché comunque io reputo che conoscere Massimo sia per me una grande fortuna. Io però, siccome ci siamo sentiti un mesetto fa, ci siamo sentiti per un libro, che è un libro, secondo me, che ogni praticante di arti marziali, oltre che istruttore, dovrebbe leggere, che è La scimmia nuda di Desmond Morris. Perché in questo libro c'è un capitolo che parla proprio della violenza, del perché noi come primati, come animali fondamentalmente, reagiamo in certi modi, quali sono gli ambiti di azione, che sono la territorialità e tutta una serie di altre sfere di influenza. E personalmente quello che è spiegato in questo libro, a me è capitato di vederlo in un'aggressione che io ho visto dal balcone. Cioè io dalla sicurezza del mio balcone ho visto una discussione
avvenuta in strada tra questo tizio che stava guidando con la macchina del rientro dal lavoro, questa signora che evidentemente ha girato senza mettere freccia, senza, non lo so, dare indicazioni. Io ti racconto la storia, poi tu me la smonterai passo passo, perché so che ci sono diverse fasi di escalation. Esatto. E comunque la signora l'ha insultato, lui invece che tirare dritto l'ha insultata a sua volta, si è fermato, sono arrivati alle male parole, la signora ha tirato fuori dal cofano un bastone, insieme a lei c'era qualcun altro che penso fosse il marito, il padre, non lo so, abbastanza attempato questo signore. Quest'altro tizio, il famoso guidatore della macchina, il giovanotto chiamiamolo, ha continuato a minacciare, sono arrivati ovviamente alle parole peggiori che si possano usare. Il vecchietto l'ha aggredito, l'ha sbattuto in terra nella foga del momento, gli ha strappato la maglietta. Questo ragazzo si è alzato, in qualche modo deve aver trovato il bastone, e quindi lì ho visto tutte le azioni, come dire, anche di cercare di intimorire l'avversario, perché in quel momento lui aveva l'arma e quindi ha iniziato a fare quelle che poi Morris chiama come azioni di spostamento: sbattere le cose, minacciare, farsi grosso, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che noi possiamo spiegare effettivamente queste cose da un punto di vista scientifico, e io personalmente questa spiegazione, oltre che nel libro di Morris, l'unica altra persona che ho visto spiegarla è stato Massimo, che l'ha analizzata, come dire, nelle fasi di de-escalation e tutte quelle serie di azioni che bisogna fare per non arrivare al famoso momento in cui il ragazzo era a terra e lui era adirato perché gli aveva strappato la maglietta di gas. Quindi poi stava arrivando la polizia e i carabinieri, quindi sempre peggio, cioè da che poteva finire con andare a quel paese è diventata proprio la cosa peggiore, perché si è anche preso qualche pugno in testa, credo, e qualcuno poteva prendersi una bastonata sui denti. Quindi Massimo, io ora ti chiedo, da istruttore di arti marziali, praticante da oltre 40 anni, come si sarebbe potuta evitare questa escalation inutile? In quali step ci si sarebbe dovuti fermare applicando quelle che sono le corrette, come dire, i corretti comportamenti da usare in ogni vario passaggio? Perché comunque fare de-escalation quando c'è già il bastone in mano, cioè, un po' difficile. Lascio la parola. Ok, allora, ci sono tanti elementi che si intersecano in questa domanda. Vorrei iniziare con un piccolo avviso per chi volesse leggere il libro di Morris, che è un bel libro, tuttora molto valido, ma è comunque un libro, se ricordo bene, che è uscito intorno agli anni 60. Quindi ci sono alcune cose che riguardano il linguaggio che lui utilizza, che se tu non lo sai o non ci fai caso, possono lasciarti un po' così. L'altra cosa sono altri elementi che lui interpreta o traspone in chiave dall'etologia degli animali a quella umana, che non tengono conto delle moderne procedure. Faccio un esempio semplice: l'aspetto della macchina come il proprio territorio. Quindi se qualcuno ti tocca la macchina, tu ti incazzi come se qualcuno entrasse in casa e ti pisciasse in salotto. Utilizzo termini un po' forti, ma per capirsi, ok? Per cui nel momento in cui tu esci dalla macchina stai uscendo dalla tua zona di comfort, stai uscendo dal tuo territorio, e questo può essere visto da una figura che magari ha bisogno di avere la sicurezza della propria autorità come un gesto di resa, come un gesto, diciamo, di buona volontà. E lui fa l'esempio del poliziotto che si avvicina alla macchina e tu che esci per far vedere al poliziotto che non sei nocivo. Ecco, non fatelo. Meglio di no. Sono d'accordissimo. Questo per dire, è datato su alcune cose. Magari negli anni 60 questa cosa poteva aver senso in certe zone. Adesso non so di che nazionalità fosse Morris. Americano, credo. Infatti ho pensato, se esci ora dalla macchina probabilmente non ci rientri mai più, perché... No, è una cosa... bisogna poi vedere anche come lo fai, chiaramente. Se ti viene chiesto di uscire, ovviamente uscire è la cosa che va fatta
in modo appropriato. Detto questo, per quanto riguarda gli aspetti che riguardano il conflitto, ci sono una grossa divisione che va fatta, che è quello tra i conflitti che hanno caratteri, possiamo dire, di sociali o di dominanza sociale, che sono quelli che Morris tratta per di più, e quelli che invece hanno carattere predatorio, in cui, malgrado sia un conflitto all'interno di elementi della stessa specie, uno preda l'altro, che sono le classiche rapine, non necessariamente il vedere l'altra persona come una preda perché ha dei beni che tu vuoi, ma può essere anche il processo nel far soffrire o nel possedere l'altra persona, che può essere interessante per il cosiddetto predatore dal punto di vista all'interno della stessa specie umana. Quelli che capitano molto più di frequente a noi, soprattutto in città relativamente tranquille, come per esempio Cagliari, sono quelli appunto di dominanza, che si regolano con delle dinamiche che sono molto simili a quelle animali e che sono spesso mediate da alle volte elementi culturali, di background, di educazione, eccetera, ma che riguardano per esempio il fatto che io vedo il mio status in pericolo, vedo violate determinate regole che poi sono il mio territorio mentale, o vedo violato il territorio e i beni che io considero parte del mio territorio. Un esempio semplice è la macchina. La macchina non può essere un territorio, è un oggetto, però io la uso, ci abito, ci sto e quindi è un'estensione del mio territorio, è un'estensione in certi sensi di me e anche del mio status. Quindi se si capiscono questi elementi, se si capisce che il tipo di dinamica che si va a verificare tra due persone che stanno litigando, là per esempio qual era il discorso? Era un discorso di status e di regole. Il giovane ha visto la signora che faceva una manovra del cavolo magari e ha pensato questo non si fa e gliel'ha detto in malo modo. La signora si è sentita attaccata se stessa e chiaramente all'interno di quella che era la sua zona di comfort e quindi ha reagito. Anche il tipo ha sentito minacciato il proprio status magari, è sceso perché pensando non solo hai torto, ma in più mi insulti anche. La signora si è sentita attaccata 2 volte e siccome lui era giovane avrà magari pensato ma io sono anziana, questi giovani non hanno più rispetto, è scesa e ha detto siccome lui è giovane io ho diritto di prendere il bastone. Al che è sceso il compagno o il marito, lo zio, quello che era, che ha detto ma tu te la prendi con una donna, regole di nuovo. Ok? Al che il tipo si è sentito in conflitto 2 contro 1, 2 contro 1, quindi io sono minacciato e così via. Queste escalation sono facili da disinnescare, tra virgolette facili chiaramente, se tu capisci che la storia è sempre così, è sempre in evoluzione e che è impossibile, in generale secondo me, ma questo è un altro discorso, avere ragione in queste situazioni, perché la ragione attiene alla logica e alla ragione e noi in queste situazioni usiamo praticamente le stesse capacità emotive che avevano i nostri antenati primati. Quindi è un discorso è una storia in cui la ragione c'entra molto poco, in cui 2 sono gli elementi. Il primo è prevenirli. Cioè, vedi, ha fatto una manovra del cavolo, vabbè, pazienza, stasera gioco ai videogiochi e mi sfogo così. Oppure vado in palestra e picchio il sacco. Adesso ti spieghi perché io faccio 40 anni arti marziali. E se ormai ci sei in mezzo, perché ti scappa, perché ogni tanto ti scappa, perché alle volte non ce la fai a fermarti, o perché magari ritieni giusto in quel momento dirlo alla persona, guarda che non stai facendo una cosa giusta, e ci sta, ma vedi che la situazione sta sfuggendo di mano, che i rischi sono, perché poi quando si parla di difesa personale, l'aspetto dell'incolumità fisica è solo uno degli elementi, noi dobbiamo considerare anche l'incolumità legale e reputazionale. Se questi elementi sono a rischio, uno può anche dire nel peso delle cose, magari dico ok, va bene, magari mi tiro indietro, ma quando la situazione sta già bollendo, tu devi fare in modo che la situazione sbolla e quindi devi avere la calma e la freddezza di aspettare finché la situazione non si calma. Mi è capitato anche di recente di avere una situazione del genere,
che non sarebbe mai trascesa sul piano fisico, però è stato un litigio strano con una persona e io avevo ragione, ma non gli ho detto ho ragione. Ho aspettato, gli ho detto guarda mi dispiace che la situazione fosse così, perché poi tra l'altro tu non sai in che condizione mentale è l'altro. L'altro può aver avuto una giornata orrenda in cui ha preso calci da tutti, arrivi tu e lui ha fatto un errore e non se n'è accorto, arrivi tu, te lo manda a fanculo e lui ti manda a fanculo a sua volta. E poi, siccome magari lui ha meno capacità o non si sa gestire, tu lo rimandi a fanculo, lui ti rimanda a fanculo 2 volte e poi, ma dove vogliamo finire? Cosa pensiamo di risolvere? Ok, quindi là c'è quel discorso che si ricollega al fatto che alla fine poi la difesa personale è un ambito in cui tu devi saper imparare a combattere sul piano fisico, perché il tuo tipo di sicurezza sul piano fisico ti dà la capacità di poter gestire la de-escalation. Altrimenti tu perdi il controllo e hai o una reazione eccessiva, e quello è il rischio chiaramente, oppure non hai una reazione, quindi rimani paralizzato e magari ti trovi di fronte a uno che per vari motivi decide che tu sei il suo sacco da suonare per sfogarsi. Quindi il punto è quello. Il punto è che alle volte è necessario agire, qualche volta capita e devi essere pronto a farlo. Il più delle volte la tua capacità di sapere che puoi agire ti consente di gestire meglio le situazioni senza aver bisogno di dover muovere le mani. Perché poi oltre all'aspetto legale c'è anche quello reputazionale, eh? Cioè questo ragazzo tirava un colpo di bastone in testa al signore che era più anziano, poi lui era uno che aveva picchiato un vecchio, Sì. non il top. Esce nei giornali, a seconda del tipo di lavoro che fai, puoi avere casini al lavoro. Giustamente, Certo. d'altronde. Cioè, immagina se questo per esempio è un OS, un infermiere, e il suo datore di lavoro dirà, ma che stai facendo? Certo. Cioè, noi dobbiamo tener conto di tutte queste cose. La cosa interessante è che se sai come girano queste storie hai molti più strumenti. Questo ti consente di gestire meglio anche i micro conflitti che si hanno al lavoro, i micro conflitti che puoi avere con un partner d'affari, i micro conflitti che puoi avere perché è normale quando stai vicino a una persona, con gli amici, con i familiari o con il partner. Certo. Quando stai vicino a una persona, anche se non vuoi, alle volte ti scontri, che devi fare. Però devo anche dire che conta molto più, per il partner conta molto come anche il partner. Ah, beh, Io certo. sono fortunato. Anch'io non mi lamento. Io Allora, posso bere, sì, non è un problema. sicuramente poi, anzi devi, perché mentre intervengo un attimo io, sicuramente, come hai detto tu, il testo di Morris è datato. Anch'io quando ho letto questa cosa, che non ricordavo onestamente, l'avevo letto nel 2014-2015, quindi cosa sono passati? 10 anni, perché l'ho usato come fonte, come dire, del comportamento dei primati nella mia tesi triennale, che parlava fondamentalmente di violenza, di ferite traumatiche in epoca nuragica, quindi nell'età del bronzo della Sardegna, e io volevo tracciare un po' quale fosse, come dire, al tempo, la motivazione che al tempo c'era questa, come dire, dicotomia tra nuragici assolutamente pacifici e nuragici guerrafondai che facevano i nuraghi perché non sapevano fare altro e si ammazzavano tra loro tutto il tempo. E quindi volevo capire onestamente, per curiosità mia, perché alla fine queste cose si fanno per curiosità personale, non si fanno pensando poi di lavorare, cioè potevo fare tranquillamente una tesi, non lo so, su delle ceramiche o su delle ossa qualsiasi e sarebbe morta lì. Quindi era un rispondere a delle domande che avevo e che tuttora, se non avessi risposto io, non ho mai più letto niente sull'argomento, cioè nessuno che si sia preso la briga di studiarsi, non lo so, 400 sepolture e vedere se ci sono ferite traumatiche in epoca nuragica, insomma. Quindi devo dire che a distanza di 10 anni è ancora un lavoro valido, sicuramente datato, sicuramente le cronologie sono vecchie, sono tutte cose superate, però è valido sotto alcuni aspetti, non tutti, alcuni. E come dire, questo libro al tempo mi diede alcuni strumenti per
valutare questo aspetto, come dire, violento di alcuni primati e perché sono violenti alcuni primati. Non tutti, fa l'esempio, lui lo tratta poco, ma in altri studi fanno l'esempio dei bonobo, che a differenza degli scimpanzé hanno un modo diverso, prettamente sessuale, di risolvere i conflitti. Diciamo che quando parlava della roba della macchina, effettivamente anch'io ci sono rimasto tipo, ma questo tipo, ma di quando è questo libro? Perché ovviamente adesso io penso che venga visto come un'aggressione, scendere dalla macchina, cioè è proprio un atto intimidatorio. Evidentemente al tempo era, lui parla di poliziotti, non so in quegli anni, ma io penso che se qualcuno scenda dalla macchina senza essere avvisato o richiesto proprio formalmente, probabilmente lo sparano. In Senza... America? Sì, in America poi, cioè Morris, io ricordo che operassi in America, è americano presumo. Io mi tiro Ho indietro questo da questa ricordo. discussione. E poi altre cose ovviamente che le leggi, sai, non è proprio così. Ad esempio lui, penso che ci sarebbe rimasto molto male perché lui parla nella parte in cui tratta della religione, del perché noi come religione abbiamo solitamente un unico grande maschio alfa che ci sovrasta, che è fondamentalmente il capobranco atavico del nostro piccolo gruppo di scimmie che noi idolizziamo. E quindi lui fa l'esempio in quel caso, per quanto riguarda sì, gli aspetti della religione, insomma, fa questi esempi che, non, cioè, che la scienza sarà la nostra nuova religione. In realtà, se ci si guarda intorno, mi sa che la stupidità è diventata la nostra nuova religione, perché Allora, come sempre, secondo me bisogna, poi questa è la mia posizione, trattare l'umanità come quella che è, cioè è una gaussiana in cui ci sono le persone in una parte, una persona in un'altra e quelli che stanno in mezzo, quindi è ovvio che su certe cose dobbiamo rapportarle su questa gaussiana. Io mi metto più o meno in mezzo, per nel mezzo. esempio. È chiaro che quando parli con persone che sono molto competenti in qualche ambito o molto intelligenti, tu ti senti, dici certe cose loro come ci arrivano, tu dici ma come cavolo fanno? E allo stesso tempo chiaramente ti trovi magari con altri tipi di intelligenza in cui su certi settori sono meno portati. L'aspetto della, me lo ricordavo questa cosa della religione per Morris, e chiaramente lui usa l'ottica etologica, però l'aspetto del monoteismo non è per niente scontato. Ci sono diciamo degli studiosi secondo cui questo aspetto qua fu proprio rivoluzionario, perché precedentemente, cioè non un'evoluzione dalla molteplicità degli dei al Dio unico, ma una rivoluzione. La molteplicità degli dei comunque sottostavano a tutta una serie di forze che non potevano governare. Gli stessi dei sottostavano al fato, non potevano o venivano puniti per certi tipi di crimini. Se ricordo bene Orfeo, non vorrei sbagliarmi, il Dio unico non solo non è il primo tra gli altri, e abbiamo una sua evoluzione all'interno dei vari pantheon greco-romano, per esempio, cioè si è passati da una spiritualità in cui ci sono tanti spiriti, tante entità, tanti piccoli dei che poi rimangono, a una in cui esiste una specie di gerarchia degli dei, probabilmente riflette anche il modo con cui la società si è evoluta, a un altro in cui qualcuno ha deciso che la parte superiore, quella intoccabile a cui dovevano sottostare anche gli dei, era il Dio, era l'elemento da cui derivava tutto, che è un salto che effettivamente non è così facile da dire è un'evoluzione oppure è una rivoluzione. Io lo trovo rivoluzionario, devo essere sincero, sono più su questo genere di aspetto. È chiaro che tutte queste cose comportano poi tutta una serie di problemi, ma non è detto che questo genere di salto sia stato fatto per il discorso del richiamo al maschio alfa.
Non è detto. Sono assolutamente d'accordo, diciamo che è un libro, comunque, ne avevo già detto più volte, datato. Io, da un punto di vista, come dire, marziale, lo leggerei solo nella parte iniziale in cui parla delle reazioni mh, spontanee del corpo umano in questa tensione dei due sistemi simpatico e parasimpatico, Mm. e che ti spiega poi del perché certe persone si paralizzino, altri invece siano subito pronti all'azione. Quello sì, forse perché in realtà poi sarebbero da vedere gli ultimi studi al riguardo, però diciamo che potrebbe essere abbastanza utile per capire alcune È un buon dinamiche. libro, eh? È un buon libro, io Esatto, decisamente lo consiglio. Per chi è interessato all'argomento ci sono chiaramente le opere di Miller, Meditation on Violence, ok. che si trova anche in italiano, adesso non ricordo il titolo in italiano, ma ce l'ho qua dietro da qualche parte. E sicuramente un ultimo testo, Il dono della paura di Gavin De Becker, sicuramente un ultimo testo. Ce ne sono diversi. Io consiglierei per esempio anche Criminal Profiling di Piccozzi e Zappalà, se ricordo bene, che non solo c'è un aspetto della un'indagine su quella che è la mentalità della persona, che è la mentalità predatoria, per esempio, rispetto ad altri esseri umani, ma ci sono tutta una serie di casistiche di, diciamo, aggressori seriali con le risultanti, alcuni che sono stati beccati e le risultanti, e quindi là per il marzialista, per chi insegna difesa personale, vedi qual è il comportamento che ha funzionato e quello che non ha funzionato. E gli aggressori erano sempre gli stessi. Quindi là è veramente il comportamento che ha fatto la differenza. Il comportamento barra anche la condizione. Cioè, alle Certo. volte la situazione ti aiuta e tu non hai fatto niente, sei stato solo fortunato. Diciamo sì che, come hai detto prima, è vero, il testo è molto focalizzato su questo aspetto che lui dice in natura gli animali quando aggrediscono l'avversario, cioè l'avversario non una preda, ma proprio un altro membro della propria specie, lui dice non li uccidono necessariamente, che è vero, però perché leggendo alcuni studi un po' più recenti, che poi avevo usato per la tesi triennale, quindi sono datati perché sono passati minimo 10 anni, se non 15-20, perché erano già studi comunque che avevano certi anni al periodo, dove si parla comunque del fatto che le scimmie le scimmie, quindi Paranthropludites, quindi scimpanzé, facciano questi raid unicamente per uccidere nei territori avversari delle altre scimmie. Quindi non è vero che, ovviamente lui scriveva negli anni 60, le conoscenze al riguardo probabilmente erano molto limitate, soprattutto sui nostri, come dire, cugini più prossimi, però diciamo che quando tu hai detto ci sono una serie di testi che analizzano le aggressioni umane, non solo nell'ottica, come dicevi tu, di dominanza o rischio di perdita di status tra due più o meno simili, ma proprio che hanno una motivazione nello scippo, nel voler magari abusare in modi diversi di un'altra persona. E ovviamente qua noi non stiamo parlando di tutta quella serie di, come dire, di abusi che vanno oltre il contatto fisico, perché ormai poi con internet si sono propagati nel cyberbullismo, in tanti altri modi, il mobbing sul lavoro, cioè ormai sono cose. E io personalmente quando analizzo certe dinamiche umane, purtroppo colpa mia, avendo questo background di studi di morti ammazzati, le analizzo sempre sull'ottica del come potrebbe peggiorare. Non so se faccio bene, è proprio una deformazione mia stupida, però cioè, tendenzialmente a me poi piace stare tranquillo per i fatti miei, proprio perché a volte vedo certe dinamiche e dico, boh, ma che senso c'è? Cioè, perché c'è quello che parla alle spalle di quell'altro, ma chi se ne frega? Mm, Ma... eh, E qua quindi entriamo in discorsi complessi in cui forse sarebbe interessante avere il parere di un sociologo, magari, sicuramente eh, perché io chiaramente sono... ti Mm, chiederei invece, visto che almeno analizzo questa problematica dal punto di vista delle arti marziali, cioè del chi comunque sa come essere aggrediti. Io ricordo quando ero all'inizio del mio percorso marziale, mi veniva spontaneo girarmi, dare la schiena.
e mi prendevo tante di quelle mazzate nella schiena e nella nuca che poi ho smesso. Quindi certe dinamiche che vediamo nel quotidiano, come dire, la freddezza che ti danno a volte le arti marziali nel vedere o anche nel reagire in alcune situazioni. Mi ricordo quando, ad esempio, stava per soffocare mia madre, a me è venuto spontaneo fare la manovra di Heimlich, che non sapevo neanche come accidenti si facesse. Io non so se sia dovuto alle arti marziali, non ne ho idea, però ho notato che questa cosa mi è capitata in più volte di essere lucido quando altri intorno a me invece si bloccavano. Mettiamola così, le arti marziali come altri tipi di attività che ti portano a non attendere rispetto a uno stimolo, ti dà qualche carta in più da giocare quando sei chiamato all'azione. Il tuo cervello si abitua e viene messo nelle condizioni dell'addestramento, poi dipende dal... Poi sto utilizzando il termine arti marziali come un grosso contenitore, ci buttiamo dentro un po' tutto, però dicevo, viene messo il cervello in condizioni in cui normalmente sarebbe portato a ritirarsi, a fermarsi, e invece viene spinto e addestrato a fare qualcosa. Il flight or flight. Sì, esattamente, tu vieni addestrato a, invece di reagire d'impulso, perché là poi scattano delle cose che sono fuori il tuo controllo, e quindi se reagisci d'impulso ti puoi bloccare o puoi scappare o puoi attaccare. Si viene addestrato a creare un piccolo stato di buffer, una piccola pausa in cui pensi cosa devo fare e poi lo fai. Questo è l'altro elemento. Qua sto super semplificando, perché poi le procedure con cui tu alleni una persona all'interno di un gruppo chiaramente sono diverse se l'alleni singolarmente, ma generalmente possiamo dire rispettano il concetto di progressione del carico. Questa progressione del carico, che per un bodybuilder è una progressione che è una progressione di peso, per esempio, diventa una progressione fisica e mentale per il praticante, per chi si avvicina a qualcosa che ha a che vedere con il combattimento. E questo è il discorso. Se tu questo carico lo sai fare bene, la persona impara a trasformarsi in determinate condizioni, e quando si trova in certe condizioni riesce ad agire. E la cosa più interessante ancora, che poi è il perché questi generi di percorsi si sposano bene anche con attività di team building, con attività in cui hai a che fare con dei gruppi di manager che vogliono fare delle attività lievemente diverse per migliorare le proprie capacità di gestire lo stress e agire sotto stress. Dicevo, questo genere di esercizi, di attività ti pongono e ti mettono nella condizione di poter fare, in condizioni in cui normalmente non avresti fatto nulla, qualcosa di diverso. Ed è là che tu dici, il risultato minimo è che nella tua mente tu dici, ma io alcune cose che non pensavo di poter fare le posso fare. Quindi forse, tutta una serie di obiettivi che magari vorrò mettermi, magari li posso raggiungere. L'aspetto interessante delle discipline di combattimento sta nel fatto che sul breve periodo, se fatte con criterio, ti danno dei feedback che sono molto sinceri e appunto hanno il vantaggio che arrivano nel breve periodo. I risultati di certe scelte, per esempio, nella vita reale, noi li abbiamo dopo 3 mesi, dopo 6 mesi. Come cavolo fai a collegarle? Invece qua ce li hai, e poi qua però te li riporti nella vita reale, quindi il capire che una situazione un po' ti puzza e te ne tiri indietro, e questo lo puoi fare anche a lavoro, quando ti viene proposto un affare magari. Tu intuitivamente con questa persona hai una strana sensazione, oppure non ti piace come ti mette fretta, non ti piace il tono che ha, eccetera, riconosci tutta una serie di pattern che sono simili a quelli di certi tipi di manipolazioni, aggressioni o preaggressioni, tu dici faccio un passo indietro, magari questo ti salva una grande fregatura. Sto chiaramente facendo degli esempi un po' così, No, anche perché siamo a metà birra.
No, anzi, hai assolutamente ragione. La cosa interessante delle arti marziali, poi ovviamente, come hai detto tu, arti marziali intese in senso ampio, perché io ci metto dentro da quello che è il Brazilian Jiu-Jitsu a, non lo so, le IMA occidentali. Personalmente ci metto anche alcuni aspetti della rievocazione che erano prettamente marziali, cioè quando fai questi esempi di team building, io penso a che gruppo fenomenale si riusciva a creare facendo come dire, è più una performance, potremmo definirla, la ricostruzione della testudo romana. Cioè queste 8 persone che devono essere perfettamente coordinate nel fare una cosa che altrimenti non esce e ti tirano addosso di tutto e se non esce non è colpa, come dire, dei singoli, è colpa del gruppo che non è riuscito a gestirla nel modo giusto. E quello, cioè, io ho un buon ricordo di queste cose, e ovviamente bisogna sperare di capitare in un gruppo buono, ci sono tutta una serie di possibilità che possono non andare, però io ho appreso molto dal mio percorso, sia di revocatore che poi era anche di marzialista, perché facevamo entrambe al tempo e Massimo era venuto a trovarci a provare un'armatura, ricordo. Ormai si parla di tanti anni fa. Questo aspetto che tu hai detto del, come dire, del convincere, del circuire, questa situazione mi puzza un po', mi tiro indietro, in realtà sono, come hai detto, delle cose che attingono al nostro essere, come dire, animali, essere dei primati e avere dei modelli poi di comportamento. Ovviamente noi siamo animali culturali, quindi in mezzo alle espressioni istintive ci abbiamo buttato questa sovrastruttura che è la cultura, che neanche gli archeologi più ottimisti degli anni 60 sono riusciti a capire. Infatti poi è iniziata quella che è l'archeologia post-processuale, che dice sì, ok, l'essere umano non è solo uno stomaco che cammina, cioè ha pensieri, si immagina cose, quindi non analizziamolo solo come delle rette su una mappa e il punto più facile da raggiungere sarà il suo percorso, non è così. E quindi a me hai fatto venire in mente un libro che abbiamo citato prima, quando ci siamo sentiti, che è questo, Le armi della persuasione di Cialdini, che io per ora ho iniziato, sono arrivato a metà, però alcuni, come dire, comportamenti e il perché avvengono alcuni comportamenti mi hanno ricordato molto alcune dinamiche che poi ho visto, oltre che nella vita di ogni giorno, ho pensato, sì, però quando ad esempio facevamo quel tipo di allenamento, non so come avevi poi una reazione istintiva nell'evitare certe situazioni, evitare certi approcci da parte di estranei che però usano queste tattiche e le conoscono bene o inconsapevolmente le applicano, che poi tu mi stavi dicendo vengono applicate, ad esempio, come ti dicevo, ricordavo un articolo che avevi scritto tanti anni fa in un blog su proprio questa sensazione di, come dire, costrizione che noi sentiamo quando qualcuno ci offre qualcosa. E può essere per venderci, non so, un libro o anche per entrare in casa e poi da lì succedere le peggio cose magari. Quindi vorrei proprio, come dire, un tuo parere su questa cosa, sul perché comunque un marzialista non si deve limitare solo a dare un pugno a un sacco, ma deve analizzare Eh, tutta questa serie, un buon marzialista, anzi un buon allora, istruttore. allora, è sempre il discorso di cosa fai per che motivo. Io penso che le arti marziali in generale, così come il sport da combattimento e chi fa difesa personale, diano un plus dal punto di vista mentale, che poi uno si spende come vuole, cioè hai questi gettoni mentali che ti puoi spendere. Se sei una persona intelligente te li spendi in modo tale da migliorare la tua vita, se sei una persona che ha meno capacità, alle volte le spendi per fare il bullo. Può capitare, no? Di avere l'amico che ha fatto qualcosa e vuol dimostrare al mondo quanto è forte, e spesso il mondo poi ti dimostra che non lo sa affatto. La cosa che, tanto Robert Cialdini è un esperto di marketing, diciamo che è un modo generico di definirlo, e la cosa interessante della persuasione è che comunque fa leva su delle nostre, diciamo, dei nostri bias culturali, che però hanno delle radici, che sono delle radici che potremmo vedere in
tipologia di animale che vive in branco, cioè il fatto che tu da solo muori, quindi stai in branco perché gli altri ti aiutano e di conseguenza hai delle dinamiche di reciprocità che vanno osservate e vanno mantenute. E ci sono diciamo, degli elementi che sono codificati e che fondamentalmente sfruttano la buona educazione. Quello che tu citavi spesso lo troviamo in italiano tradotto come favore non richiesto, cioè una persona ti fa un favore che tu non hai richiesto, ma tu comunque ti senti in dovere di ricambiarlo. E nella chiacchierata breve che abbiamo fatto prima di questa live c'era il classico di quando noi eravamo ragazzini e le persone ti fermavano per strada una firma contro la droga e poi ti chiedevano, poi ti regalavano il libro e ti dicevano che loro erano stati in questa comunità, che li aveva salvati dalla droga, che sul libro era importantissimo, allora te lo regalavano e ti chiedevano un'offerta per aiutarli. E tu cosa fai? A quel punto non gliela dai? Io devo essere sincero, non gliela davo. Perché io da giovane ero una persona, una brutta persona. Adesso spero di essere migliorato. Però mi fastidiva questa cosa, io non avevo competenze ma mi fastidiva. Però è lo stesso concetto dell'aiuto col carrello e poi mi lascia il carrello, che fai? Non glielo lasci ovviamente, ma glielo lasci anche se non l'aiuti, io faccio così chiaramente. Io ho reso la monetina di plastica, gliela faccio anche io adesso, però un po' mi dispiace perché tra l'altro gli darei qualche volta, davo le monete a prescindere, però adesso uso quasi sempre il cellulare, non ho contanti, quindi dovrei ritirare, farmi cambiare e poi monete, così. Troverò un modo. Sì, si evolveranno e andranno in giro col POS, quindi. È possibile, ci sono già chi vende fiori che ha il POS, quindi secondo me possiamo arrivare. Ho trovato uno a Londra che prendeva le offerte con il POS. Fenomenale. Vabbè, genio assoluto. Era, non mi ricordo la zona, comunque era un performer e quindi chiaramente si era attrezzato. Ce ne sono altre, ci sono lo spingere a giustificarsi. Adesso io utilizzo queste terminologie, non ricordo esattamente come fossero in inglese, in cui uno fondamentalmente ti insulta per avere il gancio per iniziare a parlare con te e stabilire un rapporto e metterti in una condizione in cui tu ti devi giustificare. L'esempio classico che riporta Gavin De Becker nel suo libro Il dono della paura era, se ricordo bene, spero, era: incontri una tipa che ti piace, gli fai: posso offrirti da bere, o sei una di quelle femministe che non accetta, che fondamentalmente è un insulto, cioè posso offrirti da bere, sì, potresti, ma se me lo dici così io mi devo sentire no, ma io non sono una di quelle, oppure sì, non sono una che se la tira, cioè di fatto è un insulto e tu sei portato a giustificarti. Capita alle volte quando hai dei tempi in cui rispondevo ancora al telefono, in cui hai numeri che non conosco, chiaramente, quelli che conosco rispondo, in cui chi ti voleva vendere la rivista ti metteva in una condizione in cui fondamentalmente hanno uno schema di 3 domande in cui tu sei forzato a dire sì. E sono domande molto generiche, del tipo: lei pensa che i bambini non debbano soffrire? E chiaramente tu dici: ma è chiaro che non devono, e poi ti portano a dire: allora compri la nostra rivista perché noi aiutiamo i bambini, chiaramente. E se non lo fai dici: ma come? Ma lei aveva fatto tutte queste cose, di fatto ti stanno insultando e tu ti senti, diciamo, portato a giustificarti e allora ad accettare. E un altro tipico è il team forzato, in cui tu fai finta di essere nella stessa barca di una persona e per questo motivo crei una connessione e quindi è più facile portarti a fare determinate azioni. Anche questo è un classico di alcuni stili di vendita, può essere fatto in modo elegante o meno elegante, per cui sì, ma ho visto anche tu tifi Barcellona, sì, perché e poi magari ti vendo l'abbonamento a Sky per non so cosa si usa adesso per vedere le partite di calcio, non guardo neanche il calcio.
C'è guarda, caschi malissimo perché io non seguo il calcio, quindi non me ne può fregare di meno. Però sì, queste dinamiche, io ad esempio ricordo quando questo signore, non dirò la regionalità, mi stava cercando di vendere delle calze al porto per tornare a Cagliari, quindi avete già Sospetto capito. di aver intuito. Ecco il porto di Dove, ed è riuscito a entrare in connessione dicendo guarda che quella c'ha sempre ragione, facendo riferimento alla mia compagna. Quindi in qualche modo è riuscito a creare questa connessione temporanea, ovviamente, e mi sono sentito di, in teoria, comprare le calze. Quindi sì, le ho comprate. Quindi, esattamente, funzionano benissimo. Quando si scoprono, si evitano un pochino, però non è così banale, cioè qualcuno dice sì, vabbè, però a parte queste cose, in quale situazione le userò mai? In realtà le stanno usando No. moltissimo sui social. L'engagement, quindi il tasso di risposte su alcuni video, viene proprio triggerato, potremmo dire, dal fatto che uno sbaglia proprio coscienziosamente una parola e quindi noi ci sentiamo in dovere di correggerlo, o comunque dicendo qualcosa di parzialmente inesatto. Io ho uno dei video che sono andati di più recentemente, è questo in cui, tra l'altro un video vecchissimo, fatto penso 6 anni fa, 7 anni fa, in cui spiegavo la differenza tra asfodelo, ferula e finocchietto, perché erano le tre piante che erano lì insieme e quindi dicevo questo si mangia, l'asfodelo, il tubero, praticamente il rizoma, invece il finocchietto e la ferula quando sono molto giovani hanno delle foglie molto simili. Finocchietto è odoroso, si usa, sai, per le olive, c'ha questo odore proprio di finocchio fortissimo. La ferula ed è velenosa. E quindi a me è capitato che moltissime persone non lo sapessero e come informazione era abbastanza utile. Ovviamente era un video così estemporaneo, ero con la mia compagna, in cui lo stavo spiegando questa cosa, ho detto dai registrami mentre lo dico. E messo su Instagram o su TikTok, non ricordo dove, questa signora si è sentita in dovere di intervenire perché io non davo delle informazioni esatte. In realtà lo stelo e il fiore della ferula si possono mangiare. Sì, ma signora, ho detto 3 parole, cioè non è che devo spiegare la botanica della ferula, accidenti. Lo so, ma per quella signora tu sei entrato nel suo territorio e hai fatto pipì. Esatto, esattamente. Infatti, come giustamente Eh, hai capito subito, lei era una persona che fa corsi di riconoscimento di piante, di piante che si possono mangiare, che si possono usare, e quindi ho avuto l'ardire di spiegare la differenza tra il, finocchietto e ferula. il problema dei social è che tu entri in casa delle persone, ai territori delle persone, che sono il loro cellulare, il loro feed, anche se non vuoi. E Sì. questo è il problema. E quindi di fatto tu stai irrompendo nel loro territorio. E alcune persone questa cosa non riescono a gestirla. Consideriamo che i social sono uno strumento estremamente nuovo. Ti dico una cosa e poi rispondo magari alla domanda di Nemo Nemus, Ok. che fa la domanda con 2 punti interrogativi, quindi immagino sia spagnolo. Va bene, comunque, io ho fatto dei video di Brazilian Jiu-Jitsu, io sono cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu, competitor, quando fino al 2000 e qualcosa, non mi ricordo, 2023 forse, in cui ho fatto l'ultimo europeo Open, European Open per i BJJF, con due argenti e un bronzo di BJJF. Non lo dico per tirarla, ma solo per inquadrare. Okay? E ho fatto dei video in cui faccio un'azione di apertura di guardia, in cui spiego il principio dell'apertura di guardia da seduti per spiegare come si fa da in piedi. Okay. Faccio lo stesso video, ma forse con qualche virgola cambiata, ma lo stesso video, ma con la casacca della Krav Global. Tu non immagini la quantità di insulti e di commenti. Ma cosa stai dicendo? Ma non si fa così? Ma vai a fare Brazilian Jiu-Jitsu? Prova a farlo uno che fa Brazilian Jiu-Jitsu. Devo essere sincero, quando ho letto il commento prova a farlo su uno che fa Brazilian Jiu-Jitsu, ho smesso di leggere e rispondere ai commenti, perché ho detto, ragazzi, che vi devo dire? Vi voglio bene e vi abbraccio. Ma perché? Perché il tipo i social funzionano così. Questi mi hanno visto con un'altra divisa
E quindi hanno detto, ma questo come si permette di fare qualcosa o di spiegare qualcosa che dobbiamo spiegare noi? Capisci? Sì, sì. Quindi purtroppo i social funzionano così. Vado alla domanda di Nemo. Perfetto. Quanto i nostri comportamenti sono influenzati da culture esperienziali e ambientali piuttosto che da cultura genetica. Non sono sicuro di capire cosa intenda Nemo per cultura genetica. Provo a interpretarla, forse con cultura genetica intende quei comportamenti innati, ad esempio la reazione di fuga che viene istintivamente, oppure come magari lui parla, usa questo termine, culture esperienziali e ambientali, forse parla dell'educazione, cioè quello che ci viene dato dai nostri genitori, dal contesto in cui cresciamo. La domanda però sfugge anche a me, quanto, non penso che esista che nessun scienziato si sia messo a fare una statistica, come dire, numerica del rapporto tra genetica o, come dire, risposta genetica in alcuni comportamenti. Personalmente, se posso rispondere io, Massimo, Vai. esiste questa roba a livello animale, quindi etologia animale pure semplice, in cui degli animali, penso a queste famose specie di uccelli che fanno un nido complicatissimo, riescono a farlo nonostante non siano cresciuti dai genitori. Cioè li hanno presi, li hanno isolati, li hanno messi in una roba completamente isolata, senza contatto con chi in teoria dovrebbe, sai, un po' il cane che impara a comportarsi seguendo quello che gli dicono i genitori, e questi volatili facevano esattamente lo stesso tipo di nido complessissimo che facevano i genitori. Quindi quanto sia, come dire, un'eredità genetica che alcuni chiamavano con quello che è chiamato gene, cioè il ricordo genetico dei comportamenti, che in realtà si è evoluto, quando noi parliamo di evoluzione, noi pensiamo che l'evoluzione sia qualcosa di cosciente. In realtà non c'è niente di più sbagliato. L'evoluzione funziona perché chi non ha fatto quello è morto e non si è propagata quel tipo di comportamento che in realtà non è logico. Ci sono tantissimi animali che fanno delle cose assurde che non hanno nessun senso, cioè vengono predati e vengono uccisi. Alcuni animali, nella teoria egoistica del genere, non so se sia ancora attuale, ma come quando la gazzella va e si fa ammazzare perché l'ippopotamo o l'alligatore, peggio ancora, sta arrivando e la tira giù, e magari c'è il piccolo di fronte. Quello è non perché l'animale dica, ah, io morirò e farò vivere la mia progenie. No, quello è proprio un comportamento, parrebbe, genetico, la teoria egoistica del gene, in cui l'animale praticamente si autosacrifica senza volerlo, perché chiunque evita di sacrificarsi se può, e automaticamente si preserva la progenie, ma non perché quello vuole essere. Quindi quanto questa cosa in noi esseri umani, sì, lui infatti dice, viene chiamato istinto contrapposto all'educazione, esatto, i termini più o meno che stavo usando io, quindi quanto questo sia percentualmente suddividibile, beh, penso che sia una delle domande più complesse che esistano, forse penso che neanche genetisti o professionisti di questi ambiti riescano a rispondere. Diciamo che è veramente complesso. Ricordo alcuni esperimenti che avevano fatto per valutare l'influenza di una cosa sull'altra, però in alcune situazioni ricordo che andava in un modo, in altre completamente diverse. Quindi personalmente non saprei effettivamente dare una risposta netta e precisa. Sicuramente, a mio parere, per la specie umana, l'educazione è molto più importante dell'eredità, potremmo dire, genetica. Noi abbiamo la fortuna di essere animali con una cultura, quindi noi basiamo le nostre scoperte pregresse su altre scoperte che sono state fatte prima ancora, cioè noi siamo arrivati a fare un microchip perché qualcuno prima aveva inventato una batteria, aveva capito come funzionava l'energia elettrica e tutto quanto, e noi abbiamo costruito su quei mattoncini un'altra struttura
e questo si può vedere chiaramente dalle origini proprio dell'umanità, ma io parlo proprio di australopitecine, cioè se qualcuno non avesse inventato il fuoco, poi non avremmo fatto la ceramica, se non avessimo fatto la ceramica, quindi un crogiuolo, non avremmo fatto i metalli, eccetera, eccetera. E quindi direi che la parte culturale, soprattutto perché, ad esempio, nell'ambito delle arti marziali, l'istinto è scappare, ed è forse la cosa più logica. Io, o almeno personalmente, ho trovato che riuscire a girarsi e affrontare l'avversario coscienziosamente è molto più difficile e serve qualcuno che te lo insegni e che non te lo insegni da un libro, ma che te lo insegni di persona. O almeno questo è il mio parere, ma anche studiando i manuali medievali di Scherma, in cui ti dicono, e tirò il mandritto e fece così e cos'ha, e poi dici, boh, com'è che la fa sta roba? Mm-hmm. E quindi quando poi hai qualcuno che te lo insegna manualmente, cioè proprio di persona, anche il sentire nelle arti marziali, che può essere nella scherma tedesca il sentire la spada avversaria e reagire di conseguenza, o come mi insegni tu Massimo, il sentire dove sta andando la forza dell'avversario, che sia judo, Brazilian Jiu-Jitsu, insomma, quello che è. Cioè, sono cose che si fanno in persona. Se parliamo di contatto, senza alcun dubbio. Provo a interpretare l'ultima cosa, istinto contrapposto all'educazione. Ti posso dire che nella difesa personale e professionale si lavora con questo concetto, diciamo, di livello di stress in rapporto alla situazione, quindi che dipende da quanto il tuo addestramento riesce a far decrescere lo stress e da quanto la situazione è pericolosa. Più il tuo livello di stress è alto, più tu sei vicino all'area dell'istinto, più è basso o gestibile, più tu sei vicino a quello che hai imparato e che la tua parte pensante ha imparato, se dico l'educazione, ok? E quindi sei in grado di ragionare e utilizzare degli elementi complessi appresi. È un po' come dire, più la macchina è in piano ed è lanciata, più puoi utilizzare marce alte, più sei in salita e sei piantato, più devi utilizzare le marce ridotte. Penso che questo sia il meglio che posso offrire sul tuo commento. Già abbastanza, perché già io insomma, mi sono dovuto arrampicare sugli specchi ideali perché è una tematica estremamente complessa. Sì, anche personale, ovviamente. Esatto. Diciamo che Massimo, ti abbiamo tenuto per un'ora intera. Io sono molto soddisfatto della chiacchierata, lo sai, con te parlerei per ore perché è sempre un piacere, però ovviamente non mi sento di abusare troppo della tua pazienza. Magari ti posso fare un'ultima domanda o puoi fare tu un ultimo intervento prima di salutarci. Magari i nostri spettatori ci possono fare un'ultima domanda prima di salutarci. Ci sono comunque, ti salutano dal Trentino, Andrea Zanetti ti saluta dal Trentino, su Malloro ci dà il buonasera e Nemos ci ha fatto alcune domande abbastanza interessanti. Se nessuno fa una domanda e se tu non hai, come dire, un comunicato che tu ritieni importante da darci, magari ti faccio io una domanda finale, però voglio prima sapere se tu vuoi esporre qualcosa relativo al tuo lavoro. Tu usa tranquillamente questo spazio, sei mio ospite, puoi dire quello che vuoi. Nel caso lo dico io, Massimo organizza corsi da ormai tantissimi anni, lavora in questo ambito da tempo immemore. Io penso che in Sardegna, se devo pensare veramente a un professionista delle arti marziali, la prima persona a cui penso è Massimo, e se ho qualcosa... Ci sono altri. Indubbiamente. Questo ti fa gran merito perché ovviamente da persona molto umile quale sei. No, nel senso, proprio, cioè, li conosco anche, uno, per dirne uno, è un caro amico, tra l'altro Tiziano Francesconi, nel Nord Sardegna, lavora molto molto bene sulla difesa personale Krav Maga. Proprio. Siamo in due federazioni diverse, ma temo più per un caso che per altro.
veramente una persona molto in gamba, gran professionista tra l'altro. Se siete in Sardegna e volete fare dell'ultimo Krav Maga, andate da lui, cioè, lo trovate. Per quanto riguarda la tua domanda su che cosa vorrei aggiungere, se siete interessati alla difesa personale, ecco, ci sono dei libri sugli soft skill proprio della difesa personale che sono secondo me fondamentali, ma vi dico, iniziate con Meditation on Violence di Rory Neal. Eh, per quanto riguarda gli sport da combattimento, l'aspetto dello sport da combattimento, secondo me la cosa più importante è che vi dovete divertire. Fondamentalmente lo sport da combattimento è una preparazione che avvicina a quella che è la tipologia di gara. Quindi voi vi dovete preparare per un tipo di regolamento e questa cosa vi deve piacere, perché altrimenti è un lavoro, e se è un lavoro e siete bravi a farlo, vi devono pagare. L'arte marziale è molto più orientata all'aspetto spirituale, per cui chiaramente, per quello che è il mio vissuto, là entrano in gioco molti fattori e io direi non siate troppo, diciamo, frettolosi nel voler trovare chissà quale efficacia. Siamo tutti esseri umani nell'arte marziale molto spesso il percorso viene utilizzato come mezzo per riscoprire se stessi sotto davvero diversi piani. Rispondo a Sumalloru e poi tra l'altro ho un sospetto di chi sia, lo vedremo, e poi rispondo alla tua domanda. Cos'è più difficile insegnare alle persone la difesa personale? A usare la testa, ma proprio senza alcun dubbio, a usare la testa, perché spesso la difesa personale viene vista come e ovviamente è il primo passaggio, come una pezza da mettere sull'ansia di non sapere che cosa fare in una situazione di aggressione. E vi dico subito una cosa molto molto scomoda: che cosa fare tu non lo sai mai in anticipo, lo sai quando ti trovi nella situazione, e la preparazione che fai nella difesa personale ti porta a trovare una soluzione che è sempre più appropriata, con determinati limiti, perché alla fine fare una buona difesa personale non è né più né meno, togliamogli questo manto di misticismo, non è né più né meno che saper guidare bene nel traffico a Cagliari. Quindi comunque qualcosa di sfidante. Sì, sì. Ok, vai con la tua domanda, Ale. Allora, è più una domanda personale in realtà. Sapendo che hai fatto un percorso molto ampio, cioè tu hai fatto dalla scherma storica al Brazilian, escrima o Kali che dir si voglia, Jeet Kune Do, cioè come mai hai scelto alla fine il Krav Maga? Cioè io adesso se penso a Massimo penso professionista di Krav Maga. Perché? Allora, e anche qua dico qualcosa di molto scomodo. Io non è che ho scelto il Krav Maga, io faccio comunque anche altro. Ah, Il ok. Krav Maga è l'aspetto professionale che, diciamo, risponde di più all'aspetto lavorativo e l'etichetta, ma questa etichetta è sostenuta da un sacco di altre pratiche che io faccio. Poi quello che a me affascina del Krav Maga, ma quando parlo di Krav Maga devo dire Krav Maga Global, perché chiaramente di Krav Maga esistono diverse scuole, diverse interpretazioni e ci sono molte scuole davvero molto valide e che hanno magari degli approcci che sono anche molto diversi dal nostro, non per questo sono meno valide. Ma quando parlo di Krav Maga Global, a me l'aspetto che piace è molto la praticità, l'aspetto dell'open source del sistema, cioè noi abbiamo un sistema che cerca di aggiornarsi e di, diciamo, trarre beneficio, non sclerotizzarsi sulla tradizione, ma trarre beneficio da quelli che sono gli ultimi ritrovati, e allo stesso tempo l'aspetto della, diciamo, relazione e condivisione dei saperi tra all'interno di quello che è il pool dei formatori, per cui c'è un aspetto, diciamo, molto Sociale, direi. sociale e open nella condivisione dei saperi, nel condividere quello che secondo noi potrebbe funzionare o non funzionare, grazie proprio all'impulso di Eyal Yanilo, che è il caposcuola, per cui
questo aspetto è fondamentale, lui stesso che lo stimola, non abbiamo un capo che ci dice, è chiaro che lui poi è che alla fine compila il curriculum, però il rapporto che abbiamo con lui non è un rapporto del tipo maestro ti prego insegnaci la via, ma piuttosto abbiamo trovato queste problematiche, come ci rapportiamo con esse, oppure abbiamo trovato che certe cose, questo dipende anche dai nostri background personali, certe cose che potrebbero funzionare meglio, gliele proponiamo. Poi è lui che ovviamente decide, si prende la responsabilità, però c'è questo rapporto di relazione e di scambio, questo sì. Però il nucleo alla fine è quello. Ok. E quello che a me è piaciuto è l'estrema praticità e la logicità del sistema. Il problema del Krav Maga è che chiaramente insieme a tanti stimatissimi professionisti ci sono, come in ogni sistema, soprattutto se nuovo, delle persone che un po' per ingenuità, alle volte un po' per dolo, si buttano e fanno un impasto di tante cose senza una logica. Alcuni di loro, più di alcuni devo dire, sono anche persone e istruttori che hanno tanta buona volontà e potrebbero essere molto validi in una federazione che gli offre però degli strumenti validi. E invece alcuni di loro, e lo so perché io in verità i social non li uso moltissimo, ma ho tanti istruttori e molti allievi che mi passano dei video e molti di loro si trovano a scoppiazzare a destra e a sinistra perché non hanno una logica di sistema e quindi per disperazione scoppiazzano a destra e a sinistra e in questo scoppiazzare tu vedi che c'è del buono, cioè vedi che quella persona potrebbe fare tanto e purtroppo è frenata dal fatto che ha a che fare con una struttura che è povera, che non ha logica e quindi questo è quello che succede. Un po' un peccato, però cioè, per certi versi insomma alle volte è anche normale, cioè, alle volte inizi da quello che è più vicino, da quello che ti sembra più logico. Perfetto, penso che non potessi veramente volere una risposta migliore. Ovviamente era una risposta scomoda, le risposte scomode si fanno sempre per ultime, però Massimo, veramente hai risposto più che egregiamente. Ovviamente io so che Massimo ha un grande background, ha provato mille cose, ne fa ancora mille cose. L'altro ieri stavamo parlando proprio di yoga, di stretching, di mille altre cose che si fanno, perché comunque ormai siamo dei vecchietti attempati e quindi non siamo più elastici come un tempo, però ovviamente una cosa è l'ambito lavorativo, un altro è quello del singolo. Io devo dire che continuo a... cioè, non mi sarei aspettato nessun'altra risposta perché è questo, almeno dal mio punto di vista, Massimo Fenu è esattamente semplicità, onestà, il percorso più breve a ottenere quello che vuoi. Questo forse ti descrive molto bene perché Ma ogni volta che mi sono dovuto trovare in una situazione in cui avevo, non lo so, un torneo una settimana dopo e ho chiesto Massimo, devo confrontarmi con gente che fa vero. judo da una vita, io non so tirare nessuno per aria, nelle IMA, quindi nella scherma storica, è previsto, si può fare, e quindi avevo bisogno di alcuni elementi per poter comunque, non dico buttarli in terra perché è fuori da ogni questione, però almeno contrastarli un minimo, sapere cosa fare e non fare, e mi è stato molto utile a suo tempo. Mi ero dimenticato, è vero. Io ho un grande pregio, non mi dimentico nulla, è anche una e, dannazione. e anche la dannazione, sì. Esatto. Va bene, Quindi, Alessandro, Massimo, ti grazie mille ringrazio per questa tantissimo serata. Grazie a per te. aver partecipato. Tu l'hai finito, io ce l'ho ancora a metà, quindi Aspetta che finisco, va bene. ti ringrazio tantissimo veramente per il tuo tempo, per la tua professionalità con cui hai partecipato e con tutta la voglia che hai mostrato e per le risposte che ci hai dato che sono state veramente fantastiche. Ti ringrazio ancora, ovviamente voi che ci avete seguito e chi ci guarderà in differita, Massimo può essere contattato tramite Instagram con i canali di KMG Italia E o Mister con Coaching.
Riscusami Massimo, ridillo. Mister Coaching. Ok, e a parte questo, vi è anche un bellissimo sito internet che comunque si può raggiungere dal profilo di Instagram, dove ci sono tutta una serie di link. Nel sito internet personale di Massimo ci sono tutta una serie di informazioni. Se siete interessati ad allenarvi con lui o a contattarlo per il coaching, trovate il recapiti appunto cercando KMG Italia e Massimo Feno, comunque Max Coaching su Instagram, Google e via elencando. Ancora grazie e Grazie a buona te. serata. Ciao. Ciao a Grazie. tutti.